Signori, oggi è una giornata importante. Il giorno prima del grande giorno. Il giorno prima Il grande spettacolo Terra Mia. che si terrà? Che si terrà domani a Norimberga, al Circolo Unidade Sarda. Ma noi siamo venuti prima perché oggi, stasera, stanotte, noi andremo in un posto meraviglioso. Cosa andremo a fare, Daniela? Ti interrogo. No, un attimo. No, un attimo. Cosa andiamo a fare? Cosa andiamo? Io so cosa andrò a fare io, andrò a fare una passeggiata, a vedere Norimberga notturna, a bere qualcosa. Non voglio sapere cosa farai tu. Io sto pensando, visto che Pippo ci teneva tantissimo, di conoscere quelle che sono anche le abitudini dei tedeschi, ma soprattutto degli italiani che stanno in Germania, andare a Norimberga a fare che cosa? Conoscere le abitudini delle ragazze No, tedesche. che c'entra le ragazze, Pippo, non le ragazze, a conoscere... Le ragazze tedesche. No, ragazzi, a conoscere i locali, gli italiani. Dove ci siano ragazze. Vabbè, Pippo, allora ragazze, siete pronte? Prontissimo. Andiamo. A Norimberga di notte. E Franco? Andiamo ugualmente. Perché vuoi venire anche tu, con l'età che c'hai. Direi, perché saremo coetanei qua. Forse sei più grande anche di me. Vabbè, Lello, ci sei? Sì, viene anche Lello Fata, il nostro grande Lello Fata. A Norimberga di notte, è bellissimo, vediamo che succede. Ciao, Ciao e saluti a tutto il popolo italiano, perché? perché è il popolo lindo. È la Sardegna. Ciao Sardegna, Costa Smeralda, Olbia, Sassari, Cagliari, Nuoro. È bellissimo, Gennargentu. è bellissimo, sotto la comida. Quando sei stato in a baciare a Gennargentu, Delizioso. a Fonne Orgosolo. Sabe bene? No, il sorbetto, Orgosolo, Qualcosa? Orgosolo, Sardegna, Costa Smeralda, Orgosolo, Gennargentu, Italia, Television. Saluti a tutti. Habla spagnolo, Spagnoli. habla in tedesco, Germany, you Germany, Ja, auch. io no Germany, hablas Germany. Auch, ja. También Habla, Spagnoli. por favor. Einen schönen Gruß an alle Italiener da draußen. Wunderbaren, schönen Abend hier. Saufen Party. Bella, parti mi piace. Ah, ok, mi piaci, così mi piaci. Ok. Così mi piaci. Ciao, auf Wiedersehen. Ciao, auf Wiedersehen. Good night, viva Gute le Nacht. donne. E saluti. Anche a te. Ciao. Anche a te. Ciao. 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 Tadeus. Siamo di notte, siamo qui in questa bellissima città e siamo in compagnia di Thomas. Ciao. Ciao, Lui intanto, dobbiamo presentarlo, è sardo, vive qui praticamente da sempre perché è venuto qui da ragazzino in questa grande città che è Norimberga e siamo anche in compagnia di Nina. Ciao Nina. Ciao. Ciao Nina. Loro due hanno qualcosa in comune, intanto che stanno insieme, ma poi che tutti e due vivono un mondo importante che è il mondo della moda. Loro fanno successo nel mondo della moda. Lui sfila per Cavalli, sfila anche per altri grandi nomi degli stilisti italiani, però è sardo e oggi è qui con noi per raccontarci di Norimberga. Cosa succede a Norimberga di notte? di notte abbiamo una discoteca italiana, si chiama Machheinz, proprio bellissimo, vanno tanti italiani, vanno dappertutto, ci vanno la gente ricca, diciamo così, il più migliore club qua.
Bene, poi ancora mi volevi portare in un ristorante importante. Parlaci di questo ristorante perché si chiama Ristorante da Claudio. Sì, questo è il più migliore italiano in Norimberga, il ristorante cucina fresco, pasta fresca, pesce fresco come in Italia. Siamo nel ristorante da Claudio, proprio qui in Germania, a Norimberga, in compagnia di Tiziano. Ciao. Ciao, buonasera. Io sempre molto curioso, ma intanto come funzionano i ristoranti italiani qui a Norimberga, ma poi soprattutto quali sono i prodotti che piacciono di più ai tuoi clienti, Tiziano? I ristoranti italiani qui funzionano molto bene. Io sono di Rimini, quindi quello che funziona molto bene è il pesce e le paste fatte in casa, tutte le cose che si possono fare così tutte in casa. Quindi, e i vini italiani naturalmente sono sempre le cose più perfette che si possono vendere qui in Germania. Sì, ma i tedeschi poi, Tiziano, il prodotto veramente quello che gli piace di più, non mi dire gli spaghetti, cioè parlami di un prodotto che a loro piace e dice vengo qui al ristorante da Claudio per mangiare che cosa e come è fatto quel qualcosa. Dunque, come è fatto quel qualcosa? Il prodotto si può vendere anche una buonissima bottarga con un bel spaghettino sotto, aglio e olio, una bella bottarga, perché possiamo vendere anche quello lì, non ci sono assolutamente problemi. Il prodotto deve essere fresco, fatto bene e ottimo. Quindi la freschezza è la base È di la tutto. base di tutto. È cambiata l'Italia poi in questi anni, da dopoguerra in poi, insomma, con l'avvento anche della ristorazione italiana, il grande successo della ristorazione italiana. Qui in Germania ha avuto un grandissimo successo, la ristorazione italiana è come se fosse qui in Germania, come se fosse la seconda cucina regionale. Quella lì la chiamo io così perché è una cosa che è favolosa. Siamo a Norimberga, io spero noi possiamo, come dire, regalare ai nostri telespettatori qualcosa. Cosa dovremmo conoscere di Norimberga? La città è una bellissima città medievale, molto bella, il vecchio della città, la zona pedonale è molto intensa, molto interessante come struttura, come architettonica, eccetera, eccetera. E come gastronomia è abbastanza buona, come anche quella tedesca, solo che qui conoscono soltanto i piccoli bratwurst e cioè, i salsicciotti che non sono, ecco, quello che è, non è dalla cucina italiana. Ecco. Insomma, viva la Germania, viva Norimberga. La cucina italiana però. E viva la cucina italiana qui da Claudio e da Tiziano. Grazie, caro. Ciao, ciao. Grazie. Ciao. Io sono molto curioso, tu hai 25 anni? Sì, Hai 25 anni ma vivi a Norimberga in Germania da quanto tempo? 23 anni. Cioè praticamente da quando avevi 2 anni. Hai quasi dimenticato l'italiano o quasi dimenticato il sardo? Il sardo. Il sardo, l'italiano un po'. Sì, Invece, allora fammi un primo piano su Nina. Allora, siccome Nina arriva da New York, sì. arriva da New York, lei non parla italiano, no speak Italian. No. No, però con lui parla bene il tedesco. Ma che c'è fra di voi? Stai su di lei. Il mio amore. È il tuo amore, ma state insieme da poco, mi hai detto da 3 mesi. 3 mesi, sì. Ma anche lei fa il tuo lavoro, fa sfilate, moda. Tutto, sì. Da tutto il mondo lei. Gli stai facendo conoscere la Sardegna, l'Italia? Certo, a gennaio andiamo. A dove? A Sassari, Chiaramonti. Ma dai, perché tu sei di Chiaramonti. Tu non sei mai stata in Sardegna? Mai, no? No. No, ma la Sardegna is Good. good, molto. Sì, la sta suggerendo lui. Is molto good. Molto good. Molto, vedi, c'è imparato molto che è una parola importante. Was? This word. Yeah. Dillo che molto is in tedesco. Wichtig. Wichtig, schön. Molto. Molto.